Colpi nel nord Italia, truffe agli anziani tra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. 5 persone con precedenti sono state arrestate dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere per reati commessi anche nel Vicentino. 3 indagati in carcere, 2 domiciliari. Secondo l'accusa il modus operandi era di spacciarsi per tecnici dell'acqua o del gas o addirittura per carabinieri, per introdursi così nelle case delle vittime. Un complice poi avrebbe controllato che all'esterno non arrivassero forze dell'ordine. Tra l'estate dell'anno scorso e maggio di quest'anno, gli indagati sono chiamati a rispondere di 13 furti in abitazione, di cui 2 tentati, e di 8 truffe, di cui 2 tentate. 9 i casi in provincia di Mantova, 5 nel Modenese, 2 nel Vicentino, 2 nel Padovano, 2 nel Veronese e 2 in provincia di Rimini. In totale la banda avrebbe raccolto più di 100.000 euro in denaro e gioielli.